una piccola gitarella fuori porta. Stiamo da qua e andiamo direttamente a Schio. Adesso stiamo uscendo dall'autogrill, ma ci siamo persi. 1911-1918 era stato adibito come Croce Rossa americana, perché uno degli autisti volontari di questa Croce Rossa americana era niente po' di meno che Ernest Hemingway. Stiamo raggiungendo il castello di Schio. Ciao, scappa! Non ha fatto i followers! Aiuto! Sì, eccoci qua. Siamo sempre qua con voi a farvi compagnia. Qua al solito autogrill di Limenella. Abbiamo preso i nostri caffettini, partiamo da qua e andiamo direttamente a Schio. Il nostro amico follower ha detto: andate a vedere Schio, che è carina. E noi curiosi andiamo a vedere una piccola gitarella fuori porta. Perché precedentemente eravamo andati a Tiene e ci ha detto: che siete andati a Tiene? Inizio qua a Schio, vedere cosa dice Schio. Cari, che bello. Oh, prego. E quindi a dopo, quando arriveremo via Schio. Adesso stiamo uscendo dall'autogrill, ma ci siamo persi dall'autogrill. Prendere un caffè, devi vedere i vestiti, i giocattoli e l'olio. Sono 2 ore e mezza che siamo qui poi dentro. Il merchandising degli autogrill è favoloso, perché ti mettono un prodotto che costa €1, te lo mettono a 15 e poi ti dicono il 50% di sconto, €7. E in realtà costa €1. Una roba grandissima. Non si capisce il merchandising. Exit, via. Arrivederci, grazie. Grande. Stiamo arrivando! Sperando di arrivare a Schio, perché lo Schio tiene Schio. Amici e soprattutto amiche follower. Sì, è partito la telecamera. Allora, con il flash non si vedeva. Sì, amici e amiche e soprattutto follower. Amici follower, siamo arrivati a Schio. Adesso abbiamo parcheggiato su un parcheggio bianco, si spera, che domenica bianco, questi sono bianchi. Questi sono bianchi, quindi adesso andiamo subito a mangiare nel ristorante che abbiamo prenotato. Vediamo quando saremo lì davanti vi daremo il nome di questo ristorante e poi come al solito faremo le nostre recensioni per dirvi se abbiamo mangiato bene o no. Già dalle recensioni abbiamo letto un attimino nella prenotazione, è un ottimo posto. Una cosa casereccia, come facciamo sempre noi, spartana. Sì, via. Esatto. A dopo amici. A dopo. Ciao. Anteprima ve lo diciamo perché abbiamo mangiato veramente bene. Abbiamo finito di mangiare, adesso attendiamo il caffè e dolce. Pensate che questo è un hotel e nel 1911
1911-1918 era stato adibito come Croce Rossa americana, quindi qui venivano trasportati i feriti della Grande Guerra del 15-18 E chi era l'autista? pensate che uno degli autisti volontari di questa Croce Rossa americana era niente po' di meno che Ernest Hemingway. E quindi siamo restati basiti per questa storia, che tante volte uno dice andiamo a mangiare lì, ma e invece questa è storia, ragazzi. Quindi se volete venire a mangiare qua ve lo consigliamo al 100%. E per la prima volta, diciamo, ho assaggiato un bondinello della casa, un bondinello detto da uno che non beve Castello, però un bondinello di Cabernet, si dice di Cabernet ma si chiama Cabernet. Un Cabernet. Ci sta tutta questa popolazione attorno, questa povera. Sì, anche oggi siamo invasi, cioè, allora pensate che dentro mi hanno fatto venire solo il fallo un attimo più accesi, no? No, tutto bene. Ho mangiato benissimo. No, grazie, anche troppo buono. Le quagliette, a vedere, sono finite le quagliette. Abbiamo mangiato le quagliette. Arrivo adesso per il resto. Sì, grazie. E questa se la cameriera è venuta subito, si vede un po' di imbarazzo, no? Perché ci ha riconosciuto. Sì. E quindi un po' di imbarazzo. Sempre amici. Sì, noi non vogliamo, cioè ragazzi, basta, cioè non vogliamo tutta questa notorietà, noi lo facciamo per ridere, per scherzare, C'è gente che ci vuole dire. ma ci corrono dietro in tanti, ma credete, in molti social, quanti ci corrono dietro? Tanti. E tanti racchiude un po' tutto. Però Quindi siamo felici. siamo contenti, sì, perché mettiamo un po' di allegria, chi vuole seguirci, chi vuole. Basta, siamo due cretini, si può dire, due cretini che si divertono con poco. Posso portare i dolci? Allora, per i dolci devi guardare il reparto donne. Se ci sta, non ci sta? Incredibile, non ci sta. Noi due caffè normali. Vai tre. Grazie, gentilissimo. Ritornando a noi, mettere naturalmente mi piace sul canale, seguirci, iscriversi che è importante e e poi attivare la campanella. andate a vedere le nostre cazzate, che lasciamo qua o là. Giù, @tan.nick con la C, mi raccomando, finale no con la K, invece è Nick. Ok, Adesso attendiamo il caffettino, poi vi sapremo dire ancora la novità. a dopo. A dopo. Ed eccoci qua amici, Eccoci qua. abbiamo finito di mangiare. Mamma mia, ma soddisfatti come abbiamo accennato prima nel pre-video che vi diciamo che abbiamo mangiato bene. Cosa si può dire? Allora, abbiamo mangiato come un buonissimo antipasto. Un buonissimo antipasto con della robiola fatta in casa, buona, Sì. con del formaggio, poi del salame diciamo affumicato, sì, con sempre un contornino di rucola sopra, buono, e un piatto di gnocchi, sì, al tartufo, che era buonissimo. Favolosi. Ragazzi, non è che si sentiva solo l'odore del tartufo, c'era anche il gusto del tartufo. Sì. Poi abbiamo mangiato dello spezzatino, anzi no, del goulash, che è ancora meglio, del goulash, molto saporito, che era molto saporito. Io ho mangiato le quaglie. Le quagliette, che anche se fanno peccato, però sono buone, ci dispiace per gli animalisti, ma le quagliette sono buonissime, fatte qua. E uno stinco. Il mio collega qui ha preso sto stinco, Io ho mangiato uno stincone enorme, bene, e carciofi come contorno, Sì. patate fritte. Ecco, E l'unica cosa che non avevano erano le patate al forno, che che è una cosa che peccato che esatto, però, con le cose ci stava bene, con le quagliette ci stavano bene. Allora guarda, per il posto molto bello, Oh, guarda, particolare, ragazzi, è un posto do molto 10, particolare. No? Se sei Io d'accordo. direi 10 a tutto. 10 a tutto, veramente stavo è stato dicendo, bene, 10 a sì. tutto. Adesso andiamo avanti e possiamo vedere Sì, il resto della città. andiamo, sì, il Duomo, vediamo cosa c'è da visitare, queste due cose. Che A Schio dopo. non è tanto grande. No, adesso vediamo cosa Schio c'è. è proprio Schio. Buona, a dopo, ciao. Ciao.
amici followers, stiamo raggiungendo il castello di Schio, noto castello medievale del circa 1000, adesso non mi ricordo, dal 1000 al 1000 qualcosa. Dal 1000 in lire, sì, sì. perché se no sarebbero stati 500 euro. È un castellino. Questa dovrebbe essere, se non sbaglio, la chiesa del castello. No, questo è il castello. Questo è il castello. C'è anche Questo uno è con il la mountain castello, bike. non credo che si possa venire giù da qua. Però. Eccoci qua amici follower e soprattutto Amici. e follower. Abbiamo fatto una passeggiatina qua a Schio, dobbiamo dire piccolina, molto piccola come cittadina, però ben strutturata. Sì. Molte scale, potete vedere alle nostre spalle alcune. Noi eravamo in fondo lì, quindi eravamo tanto in fondo. Siamo andati a vedere questo piccolissimo castello, carino, anche un bel parco. Cittadina coccola, ecco. Ma carina. Ringraziamo il nostro amico followers che ci ha scritto venite a Schio. E noi venuti abbiamo fatto. Voi diteci le destinazioni, Dateci qualche nozione in più da cosa vedere, da qualcosa di potervi far particolare. vedere. Ecco. Esatto. Adesso ci spostiamo E andiamo a Marostica. Andiamo a Marostica a vedere Marostica nel pomeriggio verso sera. Quindi facciamo un altro piccolo pezzo di strada, mezz'oretta circa di macchina. E siamo lì. Ci vediamo lì quando arriviamo. Ciao. dopo. Ciao. Socio, scappa. Non ha fatto i followers. Aiuto, guarda. Socio, mi pare che sia passati tutti quanti. Sì, no. Parlo per Vincio Sotto. Mamma mia quanta gente. Andiamo. Su quanti followers. Dai. Prima la macchina, dai. Di là. Ecco, scappa. Vieni pure.